Va ora in onda Liberamente, variazioni e scorribande con Giovanni Sallusti. Eccomi qua. Sono venuto a vedere lo strano effetto che fa la mia faccia nei vostri occhi e quanta gente ci sta. Buongiorno a tutti, bentornati a Liberamente, variazioni e scorribande qui su Radio Libertà. Allora sono passati 3 giorni, ma tace ancora, non dice una sillaba. È un caso più che politico a questo punto di inadeguatezza personale. Mi riferisco all'assordante silenzio di Beppe Sala su Milanistan, questa landa che ha preso il posto a Capodanno della sua, non lo so, nostra sicuramente, e vorremmo che rimanesse tale, Milano. E sì, perché facciamo un riepilogo veloce dell'inaccettabile. Cosa è successo la notte di Capodanno in Piazza Duomo? Una scena sostanzialmente che voi trovate anticipata nel libro Sottomissione di Michel Houellebecq, perché quello è successo. Cioè è successo che alcune squadracce, perché tali sono, ieri sera in un talk con l'onorevole Morani mi sono trovato e l'ho sentita definire questi gentiluomini teppistelli. No, non erano teppistelli, erano squadracce di nordafricani. Mi spiace, sarà razzista la cronaca, ma la cronaca dice che erano nordafricani tendenzialmente islamici, che hanno sequestrato Piazza Duomo, hanno scalato il monumento a Vittorio Emanuele II e da lì hanno insultato a più riprese in gruppo il paese in cui vivono, le forze dell'ordine che presidiano le libertà di tutti gli italiani, in teoria anche delle loro. Si sono viste poi scene sui social, sono state strarimbalzate, di urla Allah Akbar, addirittura, cioè risuonato Allah Akbar in Piazza Duomo a Milanistan, con dei personaggini che dicevano che non era il 2025, ma bisognava calcolare l'anno in base a regole islamiche, era il 1400 qualcosa. Non lo so, non mi interessa, vivo in Italia, in Europa e in Occidente, è il 2025 dopo Cristo. Ebbene, il sindaco, vabbè, oggi vogliamo essere di manica larga, su quello che sulla carta è il sindaco Sala, non ha detto nulla su questo fatto talmente grave che è stato ripreso ovunque. L'ha twittato Elon Musk come esempio di islamizzazione del vecchio continente, ma il sindaco muto. E parliamo di un sindaco ciarliero, salottiero, che esterna tendenzialmente sulla qualunque. Voi vi ricordate, ha trovato molto da esternare, addirittura ha preso iniziative legali, ha fatto costituire il comune parte civile quando si è deciso di intitolare l'aeroporto di Malpensa Silvio Berlusconi, un signore che nella storia d'Italia qualcosina in qualche campo ha pur fatto, persino più di Beppe Sala, pensate. E lì era molto ciarliero, ha esternato più e più volte, ha giudicato la cosa inaccettabile, non si sa in base a quale logica, se non un rigurgito, diciamo, di ideologia, perché sapete che nella sua testa vuole fare il federatore del centro-sinistra. Si deve mettere in fila, perché Prodi, Ruffini, Gentiloni che aleggia, quindi arriva buon ultimo anche in quel campo. Ma insomma, in ogni caso tende a esternare parecchio sul fatto che Milano, la notte del 31 dicembre, è diventato Milanistan. Si registra un mutismo assordante, e inaccettabile. Tra l'altro parrebbe che sia avvenuta anche una violenza sessuale all'interno di questo campionario della notte milanese, all'interno del circolo Arci Magnolia dell'Idroscalo. Una 22enne ha denunciato una violenza, scusate, da parte di un ragazzo descritto come di origini nordafricane. Qui saranno fatte le verifiche del caso. Ricordiamo solo, perché è un dato di cronaca recente e di storia, che la jihad sessuale è uno strumento che queste squadracce islamiste hanno usato già in passato per sequestrare piazze di importanti città europee. È avvenuto a Colonia, per esempio, ve lo ricordate tutti. Quindi è accaduto veramente qualcosa di grave.
cioè si è espropriata una delle piazze principali del paese dal controllo dello Stato, dalla convivenza civile a cui siamo abituati, e è diventata un luogo in cui insultare l'Italia, insultare le forze dell'ordine, fare rissa, aggredire qualcuno, c'è stata forse questa violenza sessuale, insomma è andata in scena Milanistan. Ora, o il sindaco di Milano si ribella al fatto che Milano diventi Milanistan e quantomeno dice qualcosa, se non riesce a fare alcunché dica almeno qualcosa, oppure è oggettivamente complice del fatto che oggi siamo a Milanistan. Grazie a tutti, ma rimanete con noi perché tra poco c'è la nostra intervista settimanale e parleremo anche di questi temi. Vi aspetto a tra pochissimo. Tra un manifesto e lo specchio. Avete ascoltato Libera